Vittoria doveva essere sulla carta e vittoria è stata. Ci riferiamo al Maxa Est, squadrone fra le Serie C regionali che in finale di Coppa Veneto 2012, pur sudando le cosiddette 7 camicie, ha sconfitto 3-1 il GPS San Vito. È stata una vittoria ottenuta con il cuore, perché comunque noi ce l'abbiamo messa tutta per vincere questa Coppa e ci siamo riusciti, però grande merito secondo me San Vito, che veramente secondo me ha fatto una gran partita. Noi arrivavamo comunque da una settimana in cui ci siamo allenate senza un nostro centrale titolare e con il secondo palleggiatore che giocava al centro, e è stata una cosa che insomma ci ha penalizzato un pochino, e poi abbiamo cercato di tirare fuori quello che era il gruppo e questo ci ha aiutato. La squadra è molto forte e ci sono anche delle giovani che comunque devono crescere. Quindi penso che per tutti sia stata una buona esperienza, e anche per le ragazze che comunque si allenano con queste atlete penso che sia un motivo per lavorare, per crescere. Per noi ovviamente è la prima volta che approdiamo a una finale di Coppa Veneto e vincerla, anche se punto su punto è stata una soddisfazione, almeno come presidente e per tutti i dirigenti, enorme. Noi abbiamo investito in questa squadra, ci abbiamo creduto, ci ha creduto lo sponsor Maxa, l'ha fortemente voluta e i risultati sono arrivati. Nel veronese l'attività sportiva è stata sempre molto sentita, specialmente il volley. Questo è un progetto che porterà, se riusciamo a entrare nella B, porterà maggiore entusiasmo e sicuramente un seguito ancora più ampio di quello che c'è ora. Per le ragazze di Pollini, tecnico che aveva già vinto la Coppa Veneto da giocatore nel 2003, questa potrebbe essere una settimana veramente da ricordare. Sabato sera in palio la promozione matematica in B2. Facendo 3 punti facciamo la promozione matematica e adesso domani riposo e poi si ricomincia mercoledì per preparare la partita per sabato. Dall'altra parte della rete il San Vito non ha nulla da recriminare. Le vicentine, già finaliste in questa competizione l'anno scorso e vincitrici nel 2008, hanno dato il massimo. Avevamo preparato la partita benissimo, le ragazze sono state brave a mettere in campo quello che abbiamo provato durante la settimana. Loro hanno pochi punti deboli, noi abbiamo cercato di colpire quelli, però sono state veramente bravissime tutte perché hanno giocato a un livello sopra le nostre capacità. Abbiamo giocato al 110%, quindi contentissimi della finale, peccato solo che ci manca la Coppa. Abbiamo giocato contro una squadra molto molto forte e non permetteva nessun errore. Noi forse ne abbiamo fatto qualcuno di troppo e giusto merito a loro. Comunque devo dire che ce la siamo giocata, questo era importante. Sono orgoglioso di queste ragazze. A San Vito di Leguzzano finisce un ciclo. Assieme a Sara Ruaro, MVP della finale, appenderanno le scarpe al chiodo alcune atlete storiche della Serie C. Io sono una di queste che smette, finisce un ciclo. L'anno scorso già dopo la finale di Coppa Veneto avevamo detto basta, e poi abbiamo perso la finale, abbiamo detto riproviamo. Quest'anno veramente basta, quindi si chiude un ciclo e quindi lasciamo spazio alle giovani. Io non smetto, infatti spero di trovarmi l'anno prossimo e vincere la finale. Da ricordare che l'edizione 2012 della Coppa Veneto si è giocata nel nuovo impianto di Montegrotto Terme, teatro del prossimo Trofeo delle Regioni. Il tutto in collaborazione con la locale società del Thermal Volley, anch'essa con una Serie C. Ci alleniamo qui con la nostra Serie C e giochiamo qui le nostre gare. Naturalmente giocare in questa struttura fa bene anche alla nostra squadra, tant'è che comunque siamo in una buona posizione di classifica e forse questo è merito anche di questa meravigliosa struttura. Se è vero che Massanzago è un piccolo comune dell'Alta Padovana, allora a Montegrotto Terme per la finale di Coppa Veneto c'era mezzo paese a sostenere i ragazzi della Serie C. A centinaia hanno esultato al termine della finale di Coppa 2012 che ha visto il Massanzago battere 3-1 l'Agricola 2000 Isola della Scala. Sentivamo molto la partita, sapere che ci giocavamo comunque il primato del Veneto con tutte le squadre e le buone società che ci sono. Ci riempiva di orgoglio e per noi è stata una grande soddisfazione vincerla. Abbiamo vinto tutti i 13, tutta la squadra ha partecipato, ha giocato bene, ho cercato di fare tutti i cambi possibili per far giocare tutti e tutti hanno dato il loro apporto. È stato veramente un piacere essere qua. Siamo orgogliosi del risultato ottenuto, lo dedichiamo tutto alla nostra società che ha investito molto in questi anni per noi
soprattutto al presidente, il signor Carpingardino, e questa meravigliosa tifoseria che oggi ci ha accompagnato fino a qua. Per il campionato vedremo come va, ma intanto ci godiamo la Coppa. È soprattutto una vittoria del nostro pubblico, perché in questo momento è stato il 7° uomo in campo. Un grazie ai nostri tifosi, ai ragazzi che si sono impegnati e a tutta la dirigenza. I veronesi dell'Isola della Scala, che portano a casa il premio di MVP assegnato a Gabriele Zanella, rimandano tutto a sabato prossimo. A Massanzago si tornerà a sfidarsi, in palio una buona fetta di promozione in B2. In campionato ce la stiamo ancora giocando, quindi comunque oggi sono stati più bravi loro. Abbiamo perso la partita al terzo set sicuramente. Non si può, quando si è avanti così tanto, lasciare recuperare l'avversario e loro sono stati bravi a reagire, cambiare un qualcosa e poi alla fine non hanno più sbagliato niente. Felici di essere arrivati qua, adesso avanti con la testa, puntiamo il campionato, già da sabato li ritroveremo in casa da loro. La mia squadra è una squadra che sta perdendo un po' di scontri diretti, però non ha mai perso punti con le squadre di bassa classifica. Quindi di solito facciamo qualcosa di meglio in ricezione, è una squadra che sta ancora lottando per la promozione e giocheremo fino all'ultimo, insomma mancano 5 giornate, oggi siamo primi, però ripeto da sabato ancora contro di loro ci rigiocheremo la stagione. Nella nostra storia non ci siamo mai arrivati, per cui era abbastanza importante anche vincerla, anche no, era una prova anche per la partita di sabato prossimo che andremo ancora in casa del Massanzago, la quale quella secondo noi conta ancora di più perché ci giochiamo il campionato. Il girone del nostro campionato è molto difficile, ogni sabato c'è uno strano risultato, quindi fino alla fine sarà dura per tutti. Con il Massanzago festante di numerosissimi sostenitori del vivaio, sia dei vincitori che dei vinti, cala il sipario su un'altra edizione di Coppa Veneto che ha regalato un palcoscenico straordinario a queste compagini di Serie C. Per i primi classificati, appuntamento rinnovato a Pasquetta, in palio la Coppa Triveneto. Le squadre giovanili vestite o coi palloncini o vestite con le magliette come il Massanzago di giallo, veramente ha fatto da cornice una bellissima Coppa Veneto, credo anche una bellissima Coppa Veneto anche dal lato tecnico, perché abbiamo visto 2 belle partite, 4 squadre che si sono contese veramente il titolo fino all'ultimo punto. Sport and Volley, tutto per il volley e beach volley. Competenza, esperienza, convenienza. Per atleti e società sportive, più Sport and Volley lo trovi a Padova, in via Tiziano Aspetti, a Vicenza in via Nicolò Vicentino e a Verona in via Giulio Camuzzoni. In Veneto, per quanto riguarda l'Under 14 maschile, potrebbe essere davvero l'anno di Sisley e la Piave Volley, perché dopo essersi affrontate nella finale di Coppa Veneto di Under 14, queste 2 formazioni sono scese nuovamente in campo per la finale provinciale di categoria. Ha vinto ancora una volta la Sisley, più forte, che non si accontenta, ma guarda avanti, assetata di altre vittorie. Siamo felici di aver vinto. Però abbiamo visto da questa partita che dobbiamo lavorare ancora molto, soprattutto in battuta e in ricezione, e speriamo di arrivare più avanti. Il risultato è dalla nostra parte, poi la valutazione della gara è un po' diversa, nel senso che oggi si sono visti un sacco di errori. Non so se per tensione o poca attenzione, questa sarà una cosa che cercheremo di capire in settimana. Adesso è giusto pensare alla vittoria, si pensa alla fase regionale perché da qui si parte per andare avanti. Il percorso è molto lungo ancora e dobbiamo sicuramente togliere via qualcosina.
Dalla finale provinciale alla Boy League, ovvero un concentramento con le migliori under 14 che hanno come prima squadra una Serie A. Ci sono sostanzialmente quasi tutto il settore giovanile italiano e di conseguenza la motivazione è alta già di suo. Il problema lì sarà proprio da un punto di vista tecnico, sono 6 squadre, o meglio 5 squadre, le altre 5 di livello veramente notevole. E la Piave? I biancorossi non stanno a guardare, orgogliosi del secondo posto finale, pensano già a quando potranno riaffrontare i parietà orogranata. Questa finale è stata molto bella, sia noi sia la Sisley abbiamo combattuto molto, però come sempre ha vinto di nuovo la Sisley e adesso proseguiremo per le regionali. E chissà, forse ritroveremo in finale. Abbiamo giocato una partita fino a un certo punto di ogni set di buona intensità, poi siamo venuti a mancare, credo soprattutto per la loro grande capacità di gioco e per la gestione del servizio. Nei momenti decisivi la differenza l'ha sempre fatta loro, quindi ne prendiamo atto, ripeto, facciamo i complimenti a loro. E torniamo in palestra comunque con tanto entusiasmo e con la consapevolezza di doverci immergere fra un paio di settimane nella fase regionale. Per essere un under 14 direi che il livello della maschile è sicuramente elevato. Ricordiamoci che le 2 formazioni che sono arrivate in finale oggi, la Sisi e la Piave, sono anche quelle che hanno fatto la finale della Coppa Veneto, quindi sicuramente questo sta a dimostrare che il comitato di Treviso è un comitato dove a livello giovanile si lavora bene. Per il terzo e quarto posto a Spresiano si sono affrontate Aurora e Giorgione. Vittoria piuttosto netta dell'Aurora che strappa il pass per la fase regionale. Non abbiamo dimostrato il meglio di noi stessi perché abbiamo giocato leggermente male rispetto al solito, però nonostante questo dopo negli altri 2 set ci siamo ripresi e siamo riusciti a portare a casa la vittoria vincendo 3-0. La partita è stata una buona partita, anche se avremmo potuto fare di più avevamo paura, però per quanto riguarda il percorso invece credo che siamo stati bravi ad arrivare fino a questo punto. Queste manifestazioni sicuramente aiutano molto a far evolvere il volley, che a Spresiano è già una cosa molto importante. Noi siamo la prima società del comune e ci soddisfa il fatto che la federazione abbia scelto noi per ospitare questa manifestazione. Crediamo di aver dato il giusto apporto. È l'impianto di Mezzaselva di Roana ad ospitare le finali di Under 13 maschile della provincia di Vicenza, sede consueta per il comitato provinciale che premia il grosso lavoro svolto dalla locale società del Cesuna. 25 anni che siamo come società, abbiamo avuto femminile, adesso sono 3-4 anni che proviamo a gestire il maschile. Abbiamo già dei ragazzi che ci hanno chiesto, perché logicamente vedendo per la televisione hanno creato questo passaparola e penso che l'anno prossimo daremo filo da torcere più di qualche squadra. Quello di Under 13 è il campionato dedicato ai più giovani pallavolisti a livello regionale ed è anche al centro di importanti rivoluzioni a livello nazionale. Sembra infatti farsi strada l'ipotesi di giocare dal prossimo anno un 3 contro 3 anziché un 6 contro 6. All'inizio ero perplesso, ma poi guardando le motivazioni del nostro allenatore nazionale Berrutto, indubbiamente ha ragione anche lui, ci sono dei vantaggi che nel 3 contro 3 i ragazzi giocano di più, le piccole società possono partecipare lo stesso anche se hanno pochi atleti e quindi probabilmente noi il prossimo anno faremo sia il 6 contro 6 che il 3 contro 3. Noi abbiamo il problema contrario in questo momento, in quanto non sappiamo più dove mettere i ragazzi, ne abbiamo 29 tesserati, quindi passare a un 3 contro 3 è senz'altro una proposta interessante in quanto per il discorso di crescita ragazzi, col discorso che toccano più palloni, giocano di più, è senz'altro interessante. Però l'idea nostra è quella comunque di continuare col 6 contro 6. A Bassano, come avete sentito, di ragazzini ce ne sono abbastanza da aver formato 2 squadre, la rossa che ha vinto la Coppa Comitato e la gialla che si è piazzata terza sconfiggendo i parietà dell'Altair con un perentorio 3-0. Siamo veramente soddisfatti
della crescita che hanno avuto tutti i ragazzi. Diciamo che il livello medio si è alzato di molto, di tutti, di chi magari anche all'inizio era molto indietro. Un po' di rammarico per il primo e secondo posto c'è, comunque va considerato il fatto che davanti ci sono 2 squadre come Schio e Cornedo che in questo momento ci sono superiori. Il campionato è stato abbastanza divertente, eravamo nella fase a gironi, siamo passati nella prima fase, però alla seconda siamo arrivati quarti e quarti anche alla finale. Oggi siamo stati un po' sfortunati, abbiamo giocato non tanto bene, però siamo divertiti lo stesso. All'inizio abbiamo fatto un po' di fatica, ma poi i risultati sono venuti. Nel secondo girone abbiamo fatto di meno, potevamo fare molto di più. Queste partite che abbiamo fatto, che abbiamo perso, speriamo che siano di lezione per tentare di vincerle. Bellissima è lottata la finale per la conquista del titolo, con in campo i ragazzini dell'Auxilium Schio guidati dall'esperto Remigio Grotto, opposti a quelli del Cornedo con in panchina il giovane Luca Meneguzzo, entrambi già protagonisti in Under 14. Schio, dopo aver perso il primo parziale solo ai vantaggi, si porta avanti per 2-1 e conduce anche nel quarto quando arriva la pronta reazione del Cornedo, che prima impatta e poi si porta a casa il successo. Incontenibile la gioia dei ragazzi e del tecnico, incredulo a fine partita. Sinceramente alla fine del primo set le cose stavano anche funzionando, poi secondo e terzo set un disastro completo. L'obiettivo era quello di riuscire almeno a sistemare un pochino la partita, poi bravi ragazzi che veramente hanno tirato fuori un carattere che... bravi loro, poi tanta fortuna, devo essere sincero, però ci vuole anche quella. Abbiamo vinto alla fine, sembrava persa ma dopo siamo stati bravi a riprenderci e abbiamo dato il meglio. La vera differenza fra le 2 squadre è che loro, il Cornedo poteva contare sui ragazzi dell'esperienza del campionato Under 14 e anche siamo sviluppati fisicamente prima, mentre la nostra proprio Under 13 ha tutti gli effetti che non ha mai giocato partite di livello superiore quest'anno e nel momento decisivo la differenza si è vista indubbiamente. Il volley giovanile femminile di Treviso riporta in auge il nome della Spes Conegliano che dopo il triste e recente epilogo riguardante la Serie A porta a casa il titolo provinciale in Under 14 sconfiggendo in finale il Codogné per 3-0. Abbiamo iniziato male ogni set, però siamo riusciti a riprendere e a vincere e siamo contente del risultato che ci aspettavamo da sempre. Mi dispiace da una parte perché non abbiamo sviluppato il gioco che sappiamo fare, però è una finale. È la seconda finale consecutiva che abbiamo fatto in questi 2 anni, l'altra volta l'abbiamo persa, questa volta l'abbiamo vinta, quindi ci sta a giocare così, è un gruppo che merita il primo posto perché lavora tantissimo, fa tante partite, partecipa a tornei nazionali, internazionali, quindi meritano di vincere una finale. Dal punto di vista tecnico, per la cronaca le squadre non hanno dato il meglio, complice l'emozione che a 13 o 14 anni può diventare la vera protagonista in campo. C'era molta tensione, preferivamo vincere, ma siccome nei momenti più importanti non li abbiamo sfruttati, abbiamo perso. Ci stiamo allenando in maniera molto pesante, cercando di dare il massimo ogni volta e poi si vedrà come andrà la nostra stagione finale. Partita brutta, giocata male, secondo me anche dalla squadra avversaria, mi permetto di dire perché l'ho visto giocare meglio in altre occasioni, come abbiamo giocato meglio in altre occasioni anche noi. Purtroppo la differenza l'hanno fatta la battuta alla ricezione e qualche errore banale di troppo. Affrontiamo le regionali con spirito leggero, insomma, anche l'anno scorso abbiamo fatto come sfida e poi ci siamo trovati in finale regionale. Quest'anno sicuramente sarà più dura, speriamo di replicare, per quanto sia difficile, il filone che abbiamo fatto l'anno scorso, secondo in provincia, e poi siamo riusciti comunque ad arrivare in finale regionale. Interessante conferma in queste finali di Under 14 femminile tenutesi a Vazzola è che in tutte e 4 le squadre partecipanti, terzo e quarto posto compresi, ci siano atlete presenti in rappresentativa provinciale. Terzo e quarto posto.
e primo e secondo posto abbiamo quasi tutta la selezione femminile. Quindi vuol dire che gli allenatori hanno ben lavorato, hanno ben cercato il meglio del meglio della selezione e quindi mi auguro un buon risultato. Sono contento per la SPES perché ha vissuto un periodo particolare, speriamo che riesca a risollevarsi. Le 4 formazioni che sono arrivate sono sicuramente la punta dell'iceberg di quella che è un'attività con oltre 40 squadre che erano partite per quanto riguarda tutti i gironi. Sono state tutte partite finite 3-0, ma sicuramente molto equilibrate quelle femminili, un po' meno diciamo il terzo o quarto posto, ma sappiamo che a volte l'emozione la gioca alla grande nelle fasi di finale. A proposito di terzo e quarto posto, termina il campionato il Mogliano quarto, mentre accede alla fase regionale la Giorgione Pallavolo di Castelfranco terza. Il torneo è andato bene, adesso oggi potevamo impegnarci di più, però è la prima volta che arriviamo qua, quindi siamo contente. Comunque per il lavoro che abbiamo fatto ci siamo meritate di arrivare fino a qua e abbiamo fatto grandi fatiche, anche se qua non abbiamo dato proprio il meglio, però comunque siamo riusciti a vincere. Adesso andremo alle fasi regionali, essendo arrivate terze, e ci aspettano delle dure partite, però ce le giochiamo fino in fondo.